Michele Genovese, quali saranno i progetti futuri del GAL Alta Marca? Allora, è partita nel corso del 2024 il nuovo programma di sviluppo locale AMA, Alta Marca Armonie di Comunità, Paesaggio e Cibo, che ha portato sul territorio 3.700.000 euro di dotazione. In questa nuova programmazione il GAL modifica un po' la propria mission, nel senso che non si occuperà più di turismo, ma si occuperà di qualità della vita, servizi per migliorare la qualità della vita dei residenti e contrastare la denatalità e lo spopolamento e favorire la creazione di imprese. Ecco, abbiamo concluso i primi 2 bandi rivolti alle imprese, abbiamo finanziato 3 agriturismi e soprattutto 58 nuove attività di impresa con un premio insediamento. Questo è un'assoluta novità. Quindi stasera è un incontro in cui presentiamo ai 58 beneficiari di questo bando le modalità per avere questi 12.000 euro ciascuno di premio avviamento di attività nel campo dei servizi, del commercio di vicinato, dell'artigianato, quindi non attività turistiche o attività agricole, ma attività di servizi per la popolazione, per i residenti. Ecco, eravamo partiti con fondi per 43 domande, abbiamo avuto delle richieste superiori alle disponibilità, siamo però riusciti a reimpiegare delle economie degli agriturismi che insomma tiravano meno e alla fine abbiamo potuto finanziarne 58 su 75, un bel risultato e che quindi porta alla creazione di nuove imprese, di nuovi posti di lavoro, che dimostra che anche il territorio non è solo agricoltura o solo turismo, ma anche i servizi alla persona che appunto hanno molta richiesta.